Autonomia dopo l'informativa in Consiglio dei Ministri, domani vertice di maggioranza a Roma, verrà nominato un commissario per vigilare nella fase iniziale. Mose ieri sera ha superato il test con l'innalzamento delle 19 paratoie alla bocca di porto di Malamocco, esulta il sindaco, dure parole da Luigi Dal Paos, prova inutile. Tragica fine per le ricerche di Angelo Dalla Favera, ex assessore di Quero scomparso il 17 novembre, il corpo trovato nella sua auto affiorata dalla Brentella di Fener. Ghiaccio sulla strada lungo la 27 tra Cadola e Pian di Vedoia nel Bellunese, maxi tamponamento tra 11 automobili, fortunatamente un solo ferito, disagio al traffico. Frasi razziste contro un giovane giocatore under 17 del Peschiera durante una partita contro il Castelnuovo del Garda, la squadra per solidarietà giocherà la prossima gara vestita di nero. E allarme per l'arrivo del lupo nella Marca, in particolare nella fascia pedemontana, agricoltori e allevatori chiedono misure urgenti per gestire il fenomeno. Non si placa la polemica attorno alla scuola di Mogliano e al mancato allestimento del presepe, riunione tra genitori e scuola, ribadita la linea, dure parole dall'amministrazione. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est, l'edizione regionale dei nostri telegiornali apre ancora una volta con la battaglia per l'autonomia. Domani infatti approda in un vertice di maggioranza la questione, intanto emergono dettagli nell'ormai nota legge quadro sulla quale dovrà basarsi l'intesa tra regioni e governo. Il ministro Boccia è pronto a scrivere un nuovo capitolo del grande libro dell'autonomia. Domani infatti ci sarà un vertice di maggioranza e definiremo la rotta, ha dichiarato Boccia, che ha spiegato come l'informativa ieri in Consiglio dei Ministri sia andata molto bene. Nella nota di aggiornamento al DEF ho assunto un impegno, continua il ministro, che ci sarebbe stato un collegamento alla manovra chiamato disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata, ed è quello che sto facendo nei tempi previsti, ossia dicembre. Dal 2 gennaio, per quanto mi riguarda, conclude Boccia, possiamo andare in Parlamento. Intanto emergono alcuni contenuti del disegno di legge sull'autonomia destinato a definire un quadro unitario di obiettivi e previsioni a cui lo Stato si deve rifare nell'elaborazione delle intese con le regioni, con alla base l'EP e lotta al deficit infrastrutturale. Questo quanto elaborato secondo una bozza pervenuta all'ANSA dai tecnici in un provvedimento urgente in 3 articoli che sarà presentato giovedì sera in Consiglio dei Ministri dal Ministero degli Affari Regionali e delle Autonomie. Il punto di partenza è quanto ribadito più volte dallo stesso Boccia, ovvero garantire l'unità e l'indivisibilità della Repubblica. Parallelamente viene ribadita la necessità del coinvolgimento delle Camere prima dell'approvazione dell'intesa tra governo e regioni. Centrale resta dunque la coesistenza della compatibilità dell'autonomia con la costruzione di meccanismi perequativi che consentano l'obiettivo dell'erogazione, anche nelle altre regioni, di servizi adeguati a garantire i livelli essenziali delle prestazioni, ovvero i cosiddetti LEP. Perché questi obiettivi vengano garantiti è prevista la figura di un commissario che sarà nominato dalla Ragioniere Generale dello Stato e che potrà valersi del contributo delle regioni nella definizione delle metodologie e nella determinazione dei valori dei LEP e dei relativi fabbisogni standard. Intanto dal Veneto si aspettano i nuovi sviluppi, con la consapevolezza, ha spiegato il governatore Zaia, che quella dell'autonomia è una lotta che riguarda sempre più regioni. Ormai 17/18 regioni su 20 hanno avviato il processo, hanno già l'autonomia. La stragrande maggioranza, se non la quasi totalità delle regioni italiane, comunque è nel processo dell'articolo 116 e quindi dell'autonomia differenziata. Abbiamo avuto un incontro importante la scorsa settimana, avremo un'altra convocazione per venerdì prossimo e spero che si sblocchi la situazione. Noi siamo pronti a firmare per l'autonomia, quella vera ovviamente. La prova del Mose delle scorse ore a Malamocco inadeguata e inutile. A dirlo è il professore geologo Luigi Dal Paos, spiegandone anche il perché. Le prove del Mose alle bocche di porto di Malamocco, un bluff del tutto inutile. Così il massimo esperto in materia di idraulica e idrodinamica, spiegandone le ragioni. Perché la prova è stata condotta in una condizione di marea particolarmente favorevole, inquadratura. Quindi sostanzialmente quello che si è visto è che queste paratoie si possono alzare dal fondo. Abbiamo riverificato ancora una volta a Venezia che il principio di Archimede vale. Come a dire, scoperta dell'acqua calda. Per capire infatti l'efficacia del funzionamento del Mose, a detta del geologo, le prove sono da replicarsi soprattutto nelle condizioni meteorologiche che generano l'oramai nota acqua granda. Io credo che queste prove debbano essere assolutamente ripetute in condizioni in cui
c'è stato di mare particolarmente sostenuto e soprattutto c'è una marea sostenuta e quindi si determina tra laguna e mare una differenza di livello significativa. Il Mose difficilmente sarà in grado di difendere Venezia dall'acqua eccezionale, anche perché soltanto a pochi è dato sapere come effettivamente funziona. Molti criticano la soluzione che è stata adottata, ma non c'è stato modo di fare diversamente perché il Consorzio Venezia Nuova si è sempre considerato autoreferente, depositario di tutte le conoscenze, delle migliori soluzioni. Se quella che è stata realizzata sia la migliore soluzione, lo dirà la realtà. E proprio il Consorzio Venezia Nuova parla di un test positivo. Il test di sollevamento delle 19 paratoie del Mose alla bocca di porto di Malamocco si è concluso positivamente. Dopo l'eccezionale ondata di acqua alta che il mese scorso ha travolto Venezia raggiungendo il 12 novembre il picco record di 187 centimetri, anche il governo aveva indicato la necessità di accelerare il completamento e il collaudo dell'opera idraulica che dovrà difendere Venezia dalle alte maree eccezionali. Qualche settimana fa la prova di Malamocco era stata sospesa dopo che i tecnici del Consorzio Venezia Nuova avevano riscontrato alcune vibrazioni alle staffe che sostengono le tubazioni di aria compressa che servono a far sollevare le barriere dal fondo. Questa volta invece, davanti agli occhi del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, la prova di sbarramento di uno dei 3 ingressi alla laguna è andata secondo programma. Non siamo certo alla fine, questo mese ci saranno altre 2 prove e si andrà avanti anche l'anno prossimo, ma sicuramente a buon punto dopo anni di attese e polemiche. Stanotte, nel blocco totale del traffico delle navi superiori a 500 tonnellate di stazza disposto dalla Capitaneria di Porto, le paratoie hanno iniziato ad alzarsi a gruppi di 4 poco dopo le 21, per poi tornare ad adagiarsi sul fondale diverse ore dopo. Luigi Brugnaro, che ha assistito di persona al sollevamento delle paratoie del Mose, lo ha definito un momento storico per Venezia, un'opera ingegneristica unica, orgoglio della nostra scienza e tecnologia. Dobbiamo terminare i lavori e metterlo in funzione, ha concluso. Sarà il simbolo della resilienza. Tragico epilogo per le ricerche di Angelo Dalla Favera, l'80enne ex assessore comunale a Quero, scomparso lo scorso 17 novembre. Il suo corpo è stato ritrovato all'interno dell'auto riaffiorata stamane dal canale Brentella tra Fenerra e Pederobba. Era finito con la sua auto nel canale Brentella, ingrossato dall'acqua del Piave nei giorni della piena di metà novembre, e solo oggi il tettuccio della sua Suzuki Jimny è riapparso in superficie. È tragico l'epilogo delle ricerche di Angelo Dalla Favera, l'anziano scomparso dalla sua casa a Quero nel primo pomeriggio del 17 novembre scorso. Una domenica terribile dal punto di vista meteorologico. Angelo era uscito come d'abitudine per andare a giocare a carte in un bar del paese, ma lì dove gli amici lo aspettavano non era mai arrivato. La telefonata che la figlia Monica gli aveva fatto attorno alle 17:30 l'aveva localizzato attorno a Segusino. Dell'80enne però nessuna traccia, salvo 3 fermo immagini delle telecamere di sorveglianza a Quero e poi lungo la Feltrina, a Fenerra e ancora a Onigo di Pederobba. Il 25 novembre l'appello del sindaco di Quero, Bruno Zanolla, e la richiesta della figlia alla prefettura di scandagliare il Piave. E lì, nel canale del consorzio irriguo che preleva l'acqua del Piave, che scorre parallelo alla ferrovia tra Fenerra e Pederobba, Angelo Dalla Favera è stato ritrovato. Per il recupero sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra dei SUB di Vicenza e i carabinieri della compagnia di Feltre. All'Arma il compito di ricostruire la dinamica dei fatti. La magistratura ha disposto accertamenti per stabilire le cause della morte dell'anziano. Era una persona squisita, dice il primo cittadino di Quero, che lo ha avuto al suo fianco per 2 legislature come assessore ai lavori pubblici. Titolare di un'impresa edile, Angelo Dalla Favera, dopo la pensione, si era dedicato alla cosa pubblica con grande passione. Cordoglio fra i suoi concittadini vicini al dolore della famiglia. Un maxi tamponamento che ha coinvolto 11 automobili, provocato presumibilmente dalla presenza di ghiaccio sul manto stradale, ha bloccato stamane per un breve periodo la circolazione sulla corsia nord della 27 Mestre Belluno fra Cadola e Pian di Vedoia. Fra gli automobilisti una sola persona è rimasta ferita ed è stata ricoverata all'ospedale di Belluno. Sul posto hanno operato vigili del fuoco, personale del SUEM e la polizia stradale, pesanti i disagi al traffico.
Ora in centro a Padova, dopo l'aggressione di sabato notte a un cameriere, parla il titolare del ristorante, preoccupato per la sicurezza dei suoi dipendenti. Non posso accompagnarli a casa con un pulmino, ma lo vorrei fare, ci dice. Pensavamo che fosse una cosa molto tranquilla, un centro abbastanza tranquillo per tutti quanti, però in realtà abbiamo scoperto che non è così. E poi vediamo questa la scarsa di sicurezza sempre ogni giorno più dell'altro. Così il titolare del ristorante etnico Peace and Spicy è spaventato dopo l'aggressione subita da un suo dipendente la notte tra sabato e domenica. Il cameriere aveva appena buttato l'immondizia qui, stava rientrando verso il locale e in quell'angolo, sotto quel sottoportico, è stato aggredito. I 3 aggressori, 2 uomini stranieri e una ragazza italiana, si sono accaniti contro uno dei camerieri del locale. Una violenza insensata, ci descrivono i collaboratori del ristorante. Senza una motivazione, praticamente una persona un po' alterata, ora non so se è dalla droga, dall'alcol, semplicemente una persona che era finita di un'altra rissa, era seduto là. Questo non lo saprei dire io, però lo so che non definirei neanche a piacere, forse il termine della persona è un po' esagerata e sprecata per questa imbecille. Ora Hussein, studente in ingegneria informatica, è in ospedale e i medici non hanno ancora deciso se operare o meno la mandibola. Quello che è certo è che perderà questa sessione di esami. Non è il primo caso, ci confida il ristoratore. Qualche mese fa una sua dipendente è stata fermata sul cavalcavia Borgomagno e le è stato rubato tutto. Ho una quindicina di dipendenti, che 10 di loro sono donne, anche donne giovani. A questo punto io ogni sera ho la preoccupazione, nel momento in cui chiudiamo, metto la chiave, la porta chiude, ciao ragazzi, devo sempre per essere preoccupato, allora è arrivato a casa, perché poi ognuno abita una parte diversa di Padova, deve andare in bicicletta a casa, e sono tutte donne giovani. Io mi chiedo, ma scusa, e cosa è successo? Sono arrivate a casa, tutto tranquillo, devo preoccuparmi? Oppure a quel punto devo andare praticamente a recuperarmi un pulmino e portarli tutti quanti a casa per essere sicuro? Alcuni spettatori che assistevano alla partita Under 17 tra Castelnuovo del Garda e Peschiera hanno usato parole razziste contro un giovane giocatore di quest'ultima squadra. La reazione del presidente del Peschiera Calcio, Umberto Chincarini, è stata immediata. Domenica prossima la prima squadra giocherà in completo nero. Chincarini sul suo profilo Facebook aggiunge che il ragazzo si allenerà anche con la prima squadra per premio. Bisogna educare a non far finta di niente. Solidarietà al giovane è giunta anche dalla società castelnovese, il cui segretario Francesco Oliosi ha annunciato che andrà a parlare con le persone in questione. Non tolleriamo alcun tipo di discriminazione. Ed è allarme per l'arrivo dei lupi nella Marca trevigiana, in particolare nella fascia pedemontana. Vediamo. Diciamo che è un problema della montagna, ma oramai anche di tutti i comuni della pedemontana e non solo, dove la presenza del lupo, i passaggi del lupo sono assolutamente certificati. Quella che fino a pochi giorni fa era un'ipotesi, adesso è una certezza. I lupi sono arrivati nella Marca scollinando dall'area bellunese, in particolare dalle Intiaie e dalla Val Belluna. Per il trevigiano quindi il fenomeno non è più solo confinato sul massiccio del Grappa. L'asino sbranato la scorsa settimana sul Monte Cesen ne è la prova, ma le segnalazioni si susseguono. Fabio Curto è vicepresidente della Confagricoltura di Treviso e imprenditore agricolo proprio sul Cesen. L'arrivo del lupo quindi lo interessa di prima persona. Ora inizia a creare anche i veri e propri danni visibili proprio agli allevatori e a tutta l'attività appunto zootecnica. Del resto le storie e le immagini che ormai quotidianamente arrivano dal bellunese raccontano di imprenditori preoccupati e danni. Lo sa bene Giancarlo Curto, che sempre sul Cesen possiede un'altra maga. Dice che se va avanti così il prossimo anno non porterà gli animali al pascolo, e non è affatto l'unico. Gli allevatori sono assolutamente preoccupati dell'attività appunto zootecnica e della malga per le prossime estate, per il prossimo periodo estivo. Da qui la richiesta di gestire il fenomeno della fauna selvatica, non solo il lupo, ma anche i cinghiali, tornati prepotentemente a fare danni. Questo è un gravissimo problema che si innesta in un problema ben più ampio, che è quello della gestione della fauna selvatica, che parte dal lupo ma ha con sé anche cinghiali, cervi e tutta quella gestione appunto, o meglio non gestione della fauna selvatica che oggi è presente nel territorio non solo regionale ma nazionale in genere. A Padova, dove è esplosa la rabbia delle mamme della pediatria dopo l'ennesima richiesta del soprintendente che continua a ostacolare il progetto per il nuovo reparto proprio di pediatria.
non è più accettabile nessun ritardo. Le mamme amiche della pediatria dalla rabbia sono passate allo sconcerto dopo le ultime dichiarazioni del sovrintendente, che continua ad opporsi al progetto del nuovo polo della mamma e del bambino a tutela invece delle mure cinquecentesche. Le varianti che il responsabile della soprintendenza pretende siano inserite nel progetto farebbero lievitare i costi del 30% rispetto ai 54 milioni costo totale dell'opera. Inoltre il sistema di vetrate proposto dal sovrintendente ridurrebbe la superficie delle stanze dei piccoli pazienti. Ma non è tutto, si vorrebbe addirittura un nuovo progetto messo a punto da un architetto di alto livello. Una volta è l'altezza, una volta sono le distanze, adesso è tutto il progetto che non va bene. Insomma, mi sembra che ci sia una sola cosa che a questo punto diventa chiaro o molto chiaro. Qualcuno non vuole la nuova pediatria. Le mamme non ci stanno e invitano il sovrintendente Vincenzo Tinè a venire a vedere in che spazi bambini e genitori sono costretti a vivere la degenza ospedaliera, con i medici che devono fare il salto ad ostacoli per evitare le brandine dove di notte dormono le mamme e i papà, o il pronto soccorso dove le carrozzine fanno fatica a passare. Non è un albergo a 5 stelle che stiamo costruendo, è un minimo degli standard necessari per essere competitivi oggi rispetto ad altri ospedali in Italia. Il sovrintendente parla sempre di rigenerazione urbana, tutela delle mura, ma manca solo una parola nelle sue considerazioni, fanno notare le mamme. Bambini, le cure dei bambini. I bambini e i genitori, guardate che avere un bambino che sta male, a Padova poi non si curano solo le dissenterie o le gastroenteriti, a Padova è un terzo livello, per cui si curano patologie molto importanti, molto gravi, dove i genitori sono costretti a passare anche mesi in ospedale e magari anche fuori casa, magari vengano da città molto lontane, per cui credo che sia fondamentale oggi stare in luoghi dove non sei costretto a perdere anche la dignità di persona. C'è la pubblicità dopo. Di nuovo in studio andiamo a Mogliano, Veneto, dove non si placa la polemica attorno alla scuola elementare di Zerman e al mancato allestimento del presepe. Ieri riunione tra genitori e maestre dove è stata ribadita la linea. Il clima a Mogliano è tesissimo con le parole dure dell'amministrazione comunale. Siamo tutti serenamente in appoggio alle maestre che quest'anno semplicemente hanno deciso di festeggiare il Natale con altri decori, altri addobbi. Abbiamo condiviso tutto questo con anche i genitori e diamo tutti serenamente appoggio alle maestre. Alla fine i genitori di Zerman hanno deciso di appoggiare le maestre e la direzione. Nessun presepe a scuola per queste festività in nome della libertà scolastica. Questo l'esito della riunione che si è tenuta alla presenza del rappresentante di quartiere. Tutti compatti quindi, nonostante all'inizio il caso fosse stato sollevato proprio da alcuni genitori. Nessuna preclusione sul presepe dunque, si vedrà il prossimo anno, ma intanto si parla di strumentalizzazione politica. È stato montato un caso mediatico che non ha motivo di esistere, è stato strumentalizzato dalla politica e si chiede sinceramente di concludere tutto questo disastro. E a sperare in un dietrofront fino all'ultimo il sindaco. Questo impuntarsi nel non fare il presepio mi preoccupa, si poteva trovare una soluzione diversa. Io speravo in una soluzione di mediazione e il presepio, simbolo di pace, questa volta non è riuscito a portare la pace. Conferma la linea dura invece l'assessore Pavan, che nei giorni scorsi si era detto pronto a portare il presepio a scuola. Siamo pronti, però solo ed esclusivamente se quel simbolo del nostro Natale, dell'amore caritatevole, venga accolto in maniera adeguata e soprattutto rispettato come tale. E in una Mogliano che si sta addobbando per le feste è difficile trovare qualcuno dalla parte delle maestre. I toni sono tutt'altro che natalizi. Il presepio è una cosa che è sempre stata fatta e sempre deve essere fatta per conto mio, insomma, ecco. Ricordo anche quando ero piccola io, era sempre divertente, un motivo per stare tutti insieme, insomma. Sì, è una tradizione, insomma, allora cancelliamo tutte le tradizioni, cosa succede? A Longarone adesso per la 66esima edizione della MIG. Da qui si andava via per fame. Sono andati in giro per il mondo e non sono andati a riempire le carceri
ma farsi conoscere, rispettare per la laboriosità e la visione che hanno del rispetto anche delle comunità che li hanno ospitati. Questi sono i nostri gelatieri in tutto il mondo, ricordati così dal governatore Zaia all'inaugurazione della 60ª edizione della Mostra Internazionale del Gelato nei padiglioni delle fiere di Longarone. Un passaggio fondamentale per ribadire il perché questa fiera non debba morire, come qualcuno sta ipotizzando con il trasferimento di alcuni grandi marchi alle fiere di Rimini. Io ringrazio formalmente tutti quelli che quest'anno hanno scelto Longarone. Guardate, noi non la chiediamo, facciano quello che vogliono. Di quelli che contano ci sono tutti qui in fiera di Longarone. Quindi non esiste, provino a fare quello che vogliono, ma noi siamo qui. La montagna viene difesa anche difendendo questa fiera. Noi, Presidente Padrini, ci siamo con la partita di questa fiera e in assoluto, insomma, la regione c'è, nel senso che non tranquillizzate tutti, cioè ho altri problemi che stare qui a pensare che stasera la fiera del gelato e non esiste che la fate biennale. La biennale vuol dire la morte. E per quanti imputano la fuga dei marchi alla mancanza di strutture ricettive a supporto delle fiere, il presidente Bellati rilancia. Chi vuole investire qui per fare nuovi alberghi, nuovi hotel, infrastrutture di servizio per chi arriva è benvenuto. Daremo una mano, perché qui gli hotel sono tutti pieni, perché appunto avendo una fiera che è sempre più attiva, che sta dando sempre più occasione di venire qui, è ovvio che abbiamo bisogno di infrastrutture per l'ospitalità delle persone che arrivano. Torna anche quest'anno l'attesa iniziativa di Antenna 3, raccontateci il vostro presepe in sovraimpressione, vedete i numeri dove inviarci le foto e i video dei vostri presepi. A 20:10 questa sera parleremo della nuova stagione della Zanzega iniziata giovedì scorso. In studio ci saranno Daniele Marcassa, conduttore della Zanzega, e l'assessore regionale al turismo Federico Canerra. Per questa sera è tutto, adesso le previsioni del tempo. Buona serata. Bentrovati al meteo. Condizioni meteorologiche stabili, anche la giornata di mercoledì 4 dicembre sarà senza precipitazioni e con clima un po' più invernale. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto tanto sole su tutte le province della nostra regione, non sono previste piogge, il cielo sarà sereno e senza nubi come vediamo. Temperature in ulteriore lieve calo, minime tra -5 e 3 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 5 e gli 8 gradi. Situazione sostanzialmente identica anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole ovunque e cielo sgombro da nubi. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime comprese invece tra 8 e 9 gradi. Non cambia il tempo anche sul Trentino Alto Adige, dove sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole. Temperature minime sotto 0, massime tra 7 e 8 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci.